Amici e amiche di Avelli HD, appassionati della pallanuoto, un buon sabato da Verona, più precisamente Piscine Montebianco, 19:30, veramente 5 minuti prenderà il via CSS Verona SIS Roma. Lettura immediata delle formazioni. Formazione di casa: Divina Nigro, Giulia Bartolini, 3 Giorgia Peroni, 4 Maria Marchetti, 5 Elena Borg, 6 Ilaria Lonardi, 7 Eleonora Castagnini, 8 Veronica Perna, 9 Vittoria Sbruzzi, 10 il capitano Giorgia Prandini, 11 Adele Esposito, 12 Giulia Carotenuto, 13 Giorgia Gabusi. Andiamo invece dalle calottine scure della SIS Roma quest'oggi qui a Verona: 1 Loredana Sparano, 2 Chiara Tabani, 3 Giuditta Galardi, 4 Silvia Vegno, 5 Silvia Motta, 6 Isabella Chiappini, 7 Domitilla Picozzi, 8 Giada Sinigaglia, 9 Cecilia Nardini, 10 Luna Di Claudio, 11 Serena Storai, 12 Chiara Tori, 13 Martina Brandi Marte. Sesta giornata del campionato femminile di A1. Abbiamo già qualche risultato dalle altre vasche. Ancona Bogliasco al Passetto si è imposto Bogliasco per 10-9, a Firenze Milano ha regolato Florenzia per 14-13. Stiamo seguendo anche dal sito ufficiale il derby d'Italia, plebiscito Padova Orizzonte Catania, 9 pari, mancano 3 minuti alla conclusione di questa partita. Alle 19:30 appunto CSS Verona SIS Roma, e poi anche ovviamente Rapallo Trieste. Concluse le fasi di riscaldamento, auguriamo un buon lavoro alla squadra di Avelli HD, a Gianni Patuzzo quest'oggi factotum in regia, e poi un buon sabato e un buon lavoro a Giovanni Polo qui accanto a me come di consueto per raccontare, tiffare e commentare a vario titolo tutto quanto accadrà in vasca tra poco. Ciao Giovanni. Ciao Alessandro. Alziamo un attimo i tuoi volumi per sentirti meglio, perché si sono alzati decisamente i volumi dei butei della CSS Verona e si stanno un po' alla volta riempiendo gli spalti, come speriamo sempre di vedere qui alle Piscine Montebianco. Giovanni, dicevo, conclusa la fase di riscaldamento, pubblico giallo-blu inizia a riempire le gradinate, parte e comincia dunque questa sesta giornata di campionato, e avremo modo durante questa partita di raccontare come nasce, come si arriva a questa partita, ad esempio con due assenze importanti come quelle di Chris Alogbo e Ines Braga per motivi diversi. E intanto prima azione d'attacco per SIS Roma. Pardon, SIS Roma. Appunto le nostre due assenze ci probabilmente complicheranno un po' la strada, anche se, allora fermini un secondo che ci mettiamo in tempo con ok. Decisamente sono un po' troppi minuti di questo quarto che vedete nell'infografica. Azione d'attacco intanto per CSS Verona, e mentre si accomodano le parti tecnologiche e infografiche, già Verona si è messa nella parte di vasca difesa da Loredana Sparano, che ha il pallone tra le mani proprio in questo momento e avanza moltissimo andando a cercare la compagna per la seconda azione d'attacco della partita della SIS Roma. Vi ripeteremo spesso punteggio e tempo perché abbiamo qualche problema grafico, però per il momento 0-0 e siamo a 7 minuti mancanti del primo quarto. Un minuto di gioco, Giulia Bartolini adesso con il pallone, e volevo salutare Giovanni qui accanto a te, non solamente questo bel tiro giunto dalle nostre parti, questo tentativo di pallonetto dell'Esposito, volevo salutare anche Francesca Cressoni, già incontrata a Milano per il commento tecnico, e la incontreremo anche quest'oggi. SIS Roma, capovolgimento di fronte immediato, e primo gol. Isabella Chiappini va a mettere a segno il primo gol della SIS Roma quando sono passati poco più di 1 minuto e 15 secondi dall'inizio del primo quarto. Dunque SIS immediatamente in vantaggio. Sì, sicuramente Roma punterà molto sul ritmo frenetico dei primi tempi, proprio per mettere la partita, dare una mazzata immediata alla partita. Vediamo se riusciamo ad arginarla il più possibile. È chiaro che le nostre assenze sono piuttosto pesanti, speriamo che Giorgia riesca a fare il possibile lì davanti, ma sarà una partita durissima per lei. Diciamo a vostra praticità di visione di questa partita, mentre cerchiamo di risolvere al più presto le questioni infografiche che vedete nella parte centrale, potete guardare sullo sfondo il minutaggio e poi anche i secondi disponibili per l'azione d'attacco. Roma in questo senso dà
13 secondi per concretizzare. Ci hanno comunicato anche, brava Divina, gran parata qui, ci hanno comunicato anche qui nelle ultime battute prima dell'inizio partita che anche Giulia Bartolini è febbricitante, poveretta, quindi sta giocando probabilmente con la febbre e non sarà un sabato sera facile. La vediamo proprio Bartolini sulla difesa dell'Avegno, caro tenuto, sotto la marcatura di Galardi, cerca Borg. Forza Elena. Borg, ecco una bellissima entrata, forza Giulia caro tenuto. Era difesa Borg da Luna Di Claudio, con la quale ha condiviso l'esperienza positiva, estremamente positiva delle Universiadi. Sparano per Sinigaglia, passaggi molto lunghi per andare immediatamente dalle parti di Nigro. Prova Chiara Tabani con il contagiri. Secondo gol della SIS Roma. Eh sì, assolutamente da marcare in maniera un po' più stretta, poiché controllavamo un attimo il fischio dell'arbitro. No, nessun problema, gol convalidato e bisogna assolutamente pressare in maniera più forte le giocatrici di Roma, in quanto hanno un braccio perfetto. Questa Palomba lo sottolinea. Forza Divina, un po' più attenzione magari, però era un tiro perfetto. Ripartiamo noi sul 2-0. Capitan Prandini dal primo minuto in questa giornata, l'abbiamo detto in apertura della nostra diretta, l'assenza di Chris Alogbo per impegni oltreoceano con la nazionale canadese. Parliamo anche del fatto che manchi Ines Braga, in quanto squalificata per una giornata dopo la partita di Trieste. Partita fondamentale per il morale e anche per i punti che CSS è riuscita ad andarsi a prendere. Intanto andremo anche a cercare di capire Trieste cosa fa in questo momento con Rapallo, sì, come si è conclusa la partita in quel del comunale di Rapallo. Ci prova Winchester Bartolini da distante. Ben difesa, devo dire, addirittura intercettata da Tabani. Ripartono Piccozzi. 4:36-35 in questo momento. Attenzione. 18 secondi. Difesa di Esposito. Piccozzi. Sarà una partita da gestire anche in maniera molto attenta per ciò che riguardano le espulsioni, quindi mi raccomando ragazze, occhio. Avegno non perdona. Grandi Silvia Avegno, terzo gol romano. Silvia Avegno, 4 minuti e 20 alla conclusione del primo quarto. Dicevo Giovanni, e dicevamo delle assenze di di Braga e Alogbo. Bene, è questa forse più che ogni altra volta l'occasione per dimostrare da parte di CSS l'importanza del gioco di squadra e di un morale che si tiene alto grazie ad un gioco di squadra. CSS deve dimostrarlo al proprio pubblico, ma soprattutto a se stessa. Anche perché, ci prova Prandini. Alessandro, questo sport qui permette di limitare i danni se viene fatto con ordine, quindi le nostre ragazze possono comunque mettere insieme una buona partita. È fondamentale attenzione e precisione anche. Qui brava Giulia, bel tiro. Proviamoci, rendiamoci pericolosi il più possibile. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra tostissima, ma questa sera sapevamo già che sarebbe stata durissima. Roma, fase d'attacco, 13 secondi. Vediamo in che modo o cosa deciderà di inventare secondo lo schema. Stiamo difendendo bene, appunto, ho fatto giusto tempo a dirlo. Espulsione sul centro, peccato perché le stavamo tenendo abbastanza alte. Avegno cerca Piccozzi su Tabani Storai. Entrano dentro i 2 metri. Bel passaggio fuori. Brava Divina. Bel passaggio fuori. Il palo aiuta probabilmente un po' Nigro. No, riesce con 2 mani a fermare il pallone. Si riparte dall'asse Nigro Bartolini. 3:12 alla conclusione del primo quarto. Molto rumoroso, molto presente il pubblico veronese, che Giovanni in apertura, in fase di presentazione delle squadre, ci ha regalato anche dei bellissimi colori all'esterna, in esterna delle bellissime torce. Scenografia e coreografia da 10+. Da 10+, un po', visto che ci sono qua le romane, un po' da campo gladiatorio. Sì, è vero. Le abbiamo fatte scendere forse troppo bene. Attenzione, bene.
Palla leggermente alta di Giada Sinigaglia, si riparte da Nigro. È chiaro che con le due assenze pesanti abbiamo però anche due innesti giovanissimi in squadra, in rosa, quindi io spero in una bella partita, che se la godano. Vediamo Ilaria se, Lonardi, esatto, per se le vedremo citarle, giocare. che andrà ad avvicendarsi con Giorgia Prandini, Molto e Leonora probabilmente. Castagnini, che ricorderemo, ricorda bene Ancona per quel bel gol che è valso la qualificazione in dubbio. A1. E anche Marian, che ha fatto un E Marian bellissimo Marchetti. gol a Trieste, sono stato felicissimo. Brava Marian, bel gol. Perna, Esposito cerca Bartolini, 10 secondi per il Vai tiro. Giulia. Loredana spara in intento, Eccola lì. è attenta, ma una serie di deviazioni, e poi l'acqua che tocca la palla che tocca l'acqua. Sì, esatto, un po' fortunati qui, però ci abbiamo provato, si è spostata bene, brava Giulia, è salita su uomo in più, abbiamo concretizzato, quindi abbiamo una buona percentuale uomo in più, direi 100 su 100. Bartolini, 100%. molto bene, molto buona la stagione di Giulia Bartolini, fino adesso fino sicuramente. a questo momento. Ha tenuto alto, diciamo così, il morale, il senso di responsabilità anche da prendersi in ogni sfida che CSS a Verona ha giocato in casa e anche qui a Verona. Sicuramente le ragazze sanno di poter fare affidamento su di lei, come però molte altre giocatrici, quindi è una pedina fondamentale per la nostra squadra. Ancora Roma. Sono larghissime le giocatrici romane proprio per tenere spazi ampi e per poter servire al centro, è giustissimo. Palla sotto, forse rigore, niente. Giuditta Galardi riesce a guadagnarsi un rigore affidato alle mani di Isabella Chiappini. E avevamo quasi raddoppiato il centro, non abbiamo fatto in tempo purtroppo. Vediamo un po'. Forza divina, dai che c'è una grande pararigori. La direzione era giusta, però il tiro era perfetto, quindi... Quarto gol veronese, magari. il replay Quarto donato gol romano, da Avelia. purtroppo. Scusa Giovanni, ero già sul replay, donato da Avelia HD. Dunque, quando manca 1,46, anche l'infografica è corretta in questo momento. 1 CSS Verona, 4 SIS Roma. Ancora Giulia Bartolini, ancora azione d'attacco. Roma sta difendendo a pressing, quindi bisogna assolutamente tentare qualche entrata per fare un po' di movimento. Vediamo se le nostre ragazze riescono, eccole qui che girano un po'. Entrata Giorgia Peroni nel frattempo. Un cambio su Giulia Carotenuto, rifiatano un po' le ragazze. 8 secondi. Ci spingono in là però, gran difesa di Roma. Bella, giusto, meglio così, che così torniamo insieme tutte quante. Sparano va a riprendere il pallone, rilancio per la calotta di Silvia Motta. Beh, devo dire che l'anno scorso già ci aveva impressionato tantissimo Roma quando è venuta a giocare qui contro di noi, e quest'anno ribadisce la sua forza notevole, e quindi Giovanni, si conferma. Devo confermare quanto dici, e forse lasciarmi andare anche a qualche confidenza personale che ci porta a dire che sì, è vero, CSS Verona è la squadra di casa, è la squadra per la quale batte il cuore, ma SIS Roma ha sicuramente la capacità di attirare le simpatie, senza dubbio, le simpatie di molti appassionati. Senza dubbio, perché l'anno scorso ci aveva già fatto proprio piacere, quasi piacere perdere, devo dire, nel senso che abbiamo perso sì con onore, però avevano dato una prova di forza spaventosa. Sicuramente farà piacere il quinto tempo che le due tifoserie e le due squadre hanno già organizzato. Senza perdere tempo, e quindi quinto tempo qua alle piscine Montebianco per comunque a partita finita un per tentativo festeggiare qui insieme questo sport. Tentativo da distantissimo di Veronica Perna, che forse è in una posizione inusuale rispetto a questa stagione. Forse un po' per necessità, o forse hanno fatto anche qualche tentativo per vedere un attimo dove le giocatrici rendano di più. Ogni tanto svaria, però rimane sempre una grande tiratrice, quindi che sia da 2 o da 4 fondamentale che Veronica tiri dentro di tutto in quella porta. Mi viene, Giovanni, un'immagine un po' articolata, un po' che questa CSS Verona sia un po' come una scatola di colori, questa
questa sera tonalità diverse, utilizzi diversi, mancano dei colori primari certamente questa sera, come Borg e come Braga e Alogbo l'abbiamo già citate. Per Verona sarà naturalmente tutto ancora più difficile, ma si possono tirare fuori anche delle splendide opere d'arte anche con gli altri colori, e questo è quello che vogliamo augurare a Giovanni Zaccaria, che stiamo immaginando, immagini lui stesso una tela dipinta in tonalità diverse, e le indicazioni molto vigorose che sta dando alle sue ragazze dimostrano che siamo sulla strada giusta. Una bella metafora, ci sta, anche perché rende e calza a pennello, devo dire. Andrea Campara intanto sullo sfondo, spalti, sì, nella parte alta a sinistra del vostro schermo. Andrea Campara. Vediamo adesso chi entrerà in campo per il Verona. Mi sembra di aver addocchiato Mariam Marchetti, che prende in questo momento indicazioni da Giulia Bartolini, Veronica Perna, e se abbandoniamo un attimo gli occhi dallo schermo, li portiamo sulla vasca, andiamo anche a scoprire le altre giocatrici del Verona. Eccole adesso, riprese puntualmente da Avellia: Giorgia Peroni, Maria Marchetti, Elena Borg e Adele Esposito. 4 SIS Roma, 1 CSS Verona. Ma io devo dire che pronto a partire il secondo quarto. Nelle nostre difficili condizioni di questa sera, questo primo tempo l'abbiamo gestito con una buona attenzione, devo dire. Quindi forza ragazze, continuiamo così. Forza Adele, che ci hai fatto e dimostrato di essere fortissima. Ripartiamo. Quasi presa, peccato, brava Elena. Via. Azione d'attacco per Roma. Picozzi, di Claudio Picozzi, fenomenali giocatrici. Abbiamo Maria Marchetti, bene, attenzione qui, grande rovesciata, però ben difesa da Giorgia Peroni, brava Divina. Ripartiamo noi. Vale Giulia Bartolini. È chiaro che contro Roma pensare di provare delle ripartenze velocissime dei contropiedi è durissimo, perché sono attentissime le giocatrici di Roma in difesa e ci marcano a pressing in maniera praticamente perfetta. Proviamo qualche entrata, Farsa Giorgia, attenzione, falli in attacco, danno fallo a noi. Bella palla al centro, peccato, bel tentativo, però il raddoppio ci ha mandato un po' in crisi. Fa niente, avanti di nuovo. Sparano. Si riparte da Loredana Sparano. Tabani creano un'ampiezza da imitare, mi verrebbe da dire, perché allargano il campo in maniera perfetta, così da creare moltissimo spazio per il loro centroboa, che sta faticando adesso ad entrare. Ben marcata da Giorgia Peroni, controfallo anche, bene così. O forse la palla ha toccato la riga, non mi sono accorto. Ripartiamo noi, vai Divina. Nigro. Dunque 6:47 alla fine del secondo quarto. Liberiamoci un po'. Questa è Elena Borg. Riesce a liberarsi Peroni dalla marcatura di Galardi. Bartolini. Giulia Bartolini a 1, adesso lì un po' in difficoltà. Vediamo Borg. se Elena riesce a inventare qualcosa. Veronica Perna marcata bene da Galardi. Pressing molto alto. 5 secondi, deve probabilmente andare al tiro. Un passaggio. Parata con 2 mani di Sparano. Molto sicura. Era un passaggio, però era un passaggio, mi verrebbe da dire, nel senso poca cattiveria. Forza Veronica. Ripartono loro. Devo dire che attenzione sulle mani Veronica, sennò è espulsione immediata. Buon fallo per prendere un po' di tempo e ritmo, però sono temibilissime. Forza Veronica, cerchiamo di marcare bene. Da Eleonora. Abbiamo molte giovani dentro. Bel tiro, palo. Salve in questo caso. Ancora Nigro. Vai Divina. Che può rimpostare l'azione del Verona. 6:05 alla fine del secondo quarto. 4 per Roma, 1 per Verona. Giulia Bartolini che è trattenutissima, potremmo anche fischiare qualcosa. Niente da fare. Borg, Bartolini. Vai, 8 Giulia. secondi per andare al tiro. Winchester deve provare il tiro, vediamo Alza cosa il tiro, inventa. 4 vediamo. secondi
non può che far questo. O forse Prova con una palomba. era una bella idea. Brunelleschiana l'avevamo chiamata, molto. che va sulla parte alta della traversa. Vediamo Fuori causa il replay. completamente Sparano, non se l'aspettava, anche perché a 2 secondi è sempre un bel rischio, però peccato, pochissimo. Attenzione a loro che sono già di là. Bella palla al centro presa, ben difesa devo dire. Abbiamo aiutato Divina in questo caso. Ripartiamo, adesso un uomo in più. Forza, dai Giulia, nuotare. Una Forza, bella. dai Veronica. Tua Giovanni. Dai Veronica, no, è Elena. Adele Esposito, Loredana Sparano. Sì, sì, e sì, butta sì, dentro Elena Borg. Brava Adele. Bello questo tap-in di Elena Borg. Esposito si è trovata in 1 contro 1 contro Sparano, Sì. che ha deviato leggermente il tiro, ma poi Borg l'ha messa dentro con un bel tap-in. 2 Verona, 4 Sis Roma, 5-0-6. Però bravissima Adele, gran velocità, scattone. Qua adesso ci sarà da rifiatare un attimo, però bel gol, brava. Avevamo iniziato il secondo tempo dicendo che sarebbe stato difficile trovare Roma impreparata e sui contropiedi, invece ci siamo riusciti, brave. Questo è indice di grande attenzione. Brava Adele, davvero. Attenzione di nuovo, un mezzo blocco lì al centro su abbiamo Sbruzzi adesso. Vittoria, doppi centri. Roma muove tantissimo la nostra difesa. Storai Palla al centro, cercano forza, di bella andare palla. su Sinigaglia, ma Borg porta via il pallone da Sinigaglia. Di nuovo da Nigro. È rimasta su di gambe, l'ha anticipata benissimo. Brava Elena. Liberiamoci un po', andiamo avanti, forza. Adele Esposito. Abbiamo Vittoria Sbruzzi a 5, Giulia Bartolini qui sotto. Abbiamo Giulia Carattenuto adesso con doppio centro con Marian. Vai Giulia, forza, impugnala. Fallo a favore nostro, forza ragazze. Mamma mia, rischioso questo perché ripartono. Nuotare velocissime perché erano già ripartite. Sembrerebbe un uomo in più, forse chiuso. Ci siamo, siamo pari. Brave ragazze, non facile questa chiusura. C'è scappata, forza Vittoria. Non abbiamo nemmeno fatto in tempo a dire che erano chiuse, che si sono liberate. Bravissima lo stesso Vittoria. Queste sono attenzioni che con l'esperienza pian pianino crescono, diciamo così. Anche perché Tabani con astuzia si è liberata su Vittoria, che non ha potuto nulla. Un gran possesso palla e gol inevitabile. Divina ha fatto il possibile, però un paio di finte l'hanno fatta cadere. Ripartiamo sul 5-2. Devo dire che comunque le ragazze stanno mantenendo ordine. 5-2 in realtà è un gol soltanto in questo tempo. Un po' più di forse cattiveria in attacco, anche se credo che il timore di subire una ripartenza sia tanto, e quindi si gioca un po' con qualche brivido. Elena qui ha tentato di liberarsi o di liberare palla, però viene raddoppiata, quasi triplicata. Palla a Sparano, ripartono sempre dal lato destro, probabilmente creano più spazi da questa parte. Ravegno, Chiappini E come Giovanni, problemi Motta. quest'oggi di carattere tecnologico che cercheremo di risolvere al più presto. Ci prova da distantissimo Storai. Controfallo, temo. No, espulsione a favore, molto bene. Non ho visto su chi hanno espulso le loro numero 11, quindi Storai. Forza ragazze. No, time out chiamato da Giovanni Zaccaria, giusto per organizzare bene l'uomo in più. Siamo fortemente demotivati quest'oggi, Franci. Vuoi aggiungere tu qualcosa? Ti sentiamo, basta che dici qualcosa. Sì, guarda, mi avvicino. Direi che in questo momento siamo ancora in partita. Sì. E questo time out chiamato da Zaccaria è chiaramente
è un'occasione per accorciare le distanze e per rimanere ancora incollati al match. Ci siamo ragazzi, ci siamo, non è ancora detta l'ultima parola. Rimaniamo dentro con le nostre super giovani perché c'è sia Vittoria che Miriam dentro, quindi diamo fiducissima anche a loro. Intanto arriva il risultato da Padova, 9 Plebiscito Padova, 10 Orizzonte Ha Catania. vinto Orizzonte Catania, 10-9. Un albero di Natale, il resoconto dei Mamma mia. falli che ci arriva da Un Padova. massacro. Espulsa Ionno, Ribotti, via Cavaiello, Palmieri, Marletta, una battaglia. Intanto Adesso anche a Verona, vediamo un CSS 2, SIS 5. Vai Vittoria. Ci prova non è Spruzzi, salita. 2,48. Bisognava salire un po' di più, Vittoria con le gambe. Ti sei trovata un po' con l'acqua alla gola. Fa niente, va provata assolutamente. Non sono queste le partite in cui sono così fondamentali, quindi bene provarci adesso. Ti è quasi concesso sbagliare Vittoria, nessun problema. Andiamo avanti, forza. Difendiamo con ordine, teniamole lì, teniamo Roma lì. La partita dell'anno scorso sia andata che ritorno, mi sembrava che il divario tra le due squadre si fosse ampliato molto di più e molto prima. Fine tempo, palla nostra, ripartiamo. Divina Nigro. Adele Esposito. Stiamo un po' ritornando, inizia forse a mancare un po' di fiato, però è ancora lunga ragazzi, forza, ordine. Giulia Bartolini. Stiamo cercando di far giocare Elena Borga 2. Questo era un fallo un po' eccessivo. Giulia Carotenuto. Siamo un po' lontane. Distante. Bella, però 2 spizza metri. 2 Sparano metri. 2 metri. Bel replay di Brava Avelia. Giulia che ci hai provato. Buon tiro questo, attenzione. Bello. Bella bomba, bravissima. Altri 20 secondi nostri. Vittoria. Giulia Bartolini che torna a 2. Elena Borg che è ritornata a 1. Ah, peccato. Era quasi nuotata sopra questa, ci poteva anche star qualcosa di più. Fedelissimo intanto il pubblico veronese, Certo, che non ha mollano. riempito praticamente il 90% delle tribune qui delle Montebianco. Bella, bellissima conclusione, ma ci salva sia Divina sia il palo. Va bene così. Rimaniamo attaccati a questo match che non si sa mai. Avanti così, forza Adele. Allarghiamoci Adele un po', c'è Esposito. un po' di confusione qui in mezzo. Forza, mille colori Esposito, c'è bisogno di una tua fucilata. Ullala. Bartolini. Là, forza ragazzi, fischiare un po' di più. Difesa di Sinigaglia. Prova a cercare Bella palla al Borg. centro. Cerca Voilà. Andini con che velocità. Un anticipo tosto, forse Giulia è scesa un po' di gambe a quel punto lì, è stata preda della difesa romana. Ripartono loro, dai, teniamo questo 5-2, forza, ultima difesa importante, poi andiamo al terzo tempo e cambiamo campo, che se si cambia campo cambia tutto. Motta cerca Chiappini. Attenzione. Sì, prova da distantissimo, bellissimo questo Perfetto. tiro. Isabella Chiappini, anche Francesca Cressoni non si capacita di questo gran tiro che Ha fatto uno schizzo un perfetto. missile. Sì, Chiappini lasciata sola, onestamente è un bel azzardo, per non dire un suicidio devo dire, perché ha un tiro micidiale, anche se probabilmente si è provato a raddoppiare il centro per evitare un passaggio al centro, ma ci ha punito immediatamente. 6-2, ultima azione per noi, dai, possiamo sempre concludere con una rete. Chi abbiamo in acqua? Caro tenuto Eleonora adesso Castagnini. Maria Marchetti, la Brava calotta Maria al 4, si centro. piazza là in boa. Stiamo Bartolini. giocando con Maria Marchetti, Marchetti, Vittoria Spruzzi Marchetti. e anche Eleonora Castagnini, quindi abbiamo le nostre super giovani dentro. Esposito, Forza Maria! non è che sia vecchissima, ti faccio No, presente tra l'altro, Giovanni. Verissimo anche questo. Diciamo le ultra giovani. 9 secondi, Siamo un po' fuori. tiro da distantissimo, Mamma mia, una Nigro traversa. c'è Buona parata, per fortuna. e si conclude così il secondo quarto. 2 CSS Verona, 6 SIS Roma. 6 SIS Scusate il gioco di parole, si va al cambio di campo come potete vedere sullo sfondo. Cambio campo, 3 minuti per rifiatare un attimo. Franci, di cosa hanno bisogno i nostri ragazzi secondo te? Aiutaci.
sicuramente hanno bisogno di crederci, di non mollare, perché siamo lì, non è finita la partita, abbiamo ancora 2 tempi. In questo secondo tempo la CSS ha dimostrato di poter impensierire la Roma, perché il parziale di 2-1 dice che abbiamo solo un gol di differenza, per cui continuiamo a giocare che siamo lì. A Centroboa ci dicono che soffriamo. E allora ci fanno purgare le romane. Saffemo. Purtroppo ci danno suggerimenti da bordo campo, ma esattamente, Giovanni. Intanto che Giovanni Zaccaria non fa altro che confermare quanto ha detto Francesca Cressoni poco fa, cioè che c'è la necessità di restare in partita per i prossimi 2 quarti che mancano. Diamo alcuni dettagli su quello che succederà anche a SIS Roma, okay, nei prossimi giorni, dal 29 novembre al 1 dicembre, secondo turno di Euroleague. SIS Roma andrà a Sabadell, squadra spagnola, e poi l'Utrecht e poi l'Újpest ungherese per i gironi del secondo turno di Euroleague. E Padova invece si sa? andrà a giocare con la Grecia, con una squadra russa, e poi olandese a Kirishi. Mi sfugge geograficamente localizzarla, ma ti credo sulla parola. SIS Roma, intanto ne approfittiamo, Giovanni, anche per andare a vedere il cammino delle 2 squadre fino a quest'oggi. SIS Roma che viene da una partita interessantissima col Padova, anche lì tiratissima, persa in quella di Ostia, però di un punto, sempre come sa fare Roma, con grande onore. E devo dire che quest'anno Padova ha dimostrato per il momento di essere una squadra molto ma molto più preparata, tra virgolette, dell'anno scorso, dove forse hanno lasciato qualche punto in giro e quindi non hanno permesso a loro stesse di arrivare nelle parti più alte della classifica. Quest'anno invece credo che Padova sia una delle più pretendenti al titolo. Sabato prossimo poi Roma incontrerà Orizzonte Catania, ecco. Quindi ci troviamo qua a Verona in mezzo ad una doppia sfida per la Roma, che ha il valore, insomma, delle finalissime che ci saranno questa primavera. Sì, senza dubbio, anche perché Roma, come l'anno scorso, punterà al bottino massimo sia in Coppa Italia, portata a casa l'anno scorso, sia in campionato, perché penso che Roma ci tenga moltissimo. E mentre la squadra di Marco Capanna ha fatto questo percorso, e mentre intanto Domitilla Piccozzi si prepara ai 5 metri a sfidare Divina Nigro e a perforarla e portare a casa il 7° gol della SIS Roma, dicevo il cammino invece del Verona, che tralasciando, diciamo così, la partita infrasettimanale in casa del derby veneto, che ha visto Verona soccombere a Padova, invece una bella partita quella del 2 di novembre in quel di Trieste, in senza cui dubbio. sono portati a casa 3 punti molto importanti. Senza dubbio, diciamo che l'unica vera pecca della partita di Trieste è questa giornata di squalifica per Ines, che oggi probabilmente ci avrebbe fatto molto molto comodo, quasi più delle altre volte. Approfittiamo anche per dire che settimana prossima al Centro Federale di Ostia 7 rose in collegiale, tra le convocate anche le qui presenti Chiara Tabani, Silvia Vegno, Domitilla Piccozzi, Isabella Chiappini e la giovane Luna Di Claudio. Ci prova Perna a impensierire Sparano. Giusto per far capire anche contro chi stiamo giocando questa sera, comunque, perché Roma ha una squadra veramente veramente bella, ma anche piacevole da vedere. Hanno un giro palla divertente. Già nel riscaldamento gran gol qui, ci si diceva che Piccozzi, eccola, appena Lupus in fabula. Ecco appunto, gran gol, passaggio perfetto qui, decisamente lasciata libera dalle nostre ragazze. 8° gol della SIS Roma. Però diciamo è un po' evitabile almeno nei primi minuti sarebbe. Diciamo che se Roma preme sull'acceleratore, stargli dietro è durissima, quindi forza ragazze, mantenete la concentrazione, perché i parziali poi in un attimo diventano pesantissimi.
e anche i passivi. Espulsione su Giorgia Prandini, uomini in più per noi. Posizioniamoci bene, bel giro palla, forza. È salita qui Adell'Esposito. Bella, 2 metri, forza. La nostra Eleonora Castagnini, che da una posizione non comodissima ha comunque un pensiero sparano, quindi brava. 2 metri per noi e altri 4-5 secondi di uomini in più, credo. Di nuovo Eleonora, fa girare palla, bene. Giulia Bartolini ci prova. L'aveva spiazzata perfettamente, peccato però la conclusione alta o forse addirittura un po' defilata. Vediamo con il replay di Avelia, peccato, forse un po' a destra del palo. Brave però, dai, un buon giro palla, peccato. Fallo contro qui. No, fallo a favore Roma. Motta. Che viene chiamato uno Tori. schema dal nostro coach. Probabilmente sì, è una Avegno, difesa Tori. M. Attenzione. Tori ci prova. Palla sopra la traversa della porta difesa da Nigro, dalla quale riparte l'azione d'attacco veronese. Difesa molto alta di Chiara Tabani e caro tenuto, parte centrale della vasca. Si avanza un poco per volta. Palla al centro qui. 5-5, rigore, dai. Rigore dunque per Verona. Brava Giorgia. Ha dato un bel rigore ai danni di Chiara Tori. Chi tira? Chi si incarica? Giulia Bartolini. Giulia Bartolini. Vai Giulia. Speriamo possa andare a prendere la doppietta anche in questa giornata. Francesca si copre la faccia, ma è una certezza Giulia. Vai Giulia, forza. Ma che vai Giulia, Ale. Eccola, non sbaglia. Fiducia totale. 3 Verona, 8 Sis Roma. Cambio. Escono 3 giocatrici di Roma. Fa respirare un po' la squadra. Il nostro tifo inneggia a Giulia Bartolini. Bravi ragazzi. Morale alto sempre, anche nelle sconfitte e nelle prove più dure. Ripartiamo. Diciamo che difendere ad M contro Roma fa venire i brividi, anche se probabilmente con Galardi al centro si fa fatica Tabani a difendere. Ecco. Dai, forza raddoppia. Mamma, difesa importante. Certo, sì, viene data una trattenuta, però. Giocalli Perone finisce nel pozzetto, uomo in più per Roma. Avegno cerca Sinigaglia, ancora Avegno. Avegno, 2 secondi, deve andare a tirare. Palla velocissima che schizza molto alta sopra la testa di Nigro. Nulla di fatto. Sbruzzi questa. Brava Vittoria. Cerca Eleonora Castagnini. Controfallo purtroppo. Del resto inizia a essere dura. Giorgia si è già giocata praticamente 3 tempi. È vero che Mariam ogni tanto le dà un cambio. Passa davanti a noi Ilaria. Da Ida. Cozzi. Accidenti, si arrivano. Bellissimo intervento. Intervento splendido di Nigro, che ci viene riproposto dal replay di Avelia. Grande intervento sul primo palo di Nigro su Picozzi. 2 metri per Roma. L'aspettava lì e lì si è fatta trovare. Bravissima Divina. Queste qua sono le tue parate. Brava. Sinigaglia ci prova da distantissimo Isabella Chiappini. Tra l'altro affondando completamente, quindi ha fatto un gol praticamente di polso. Non so, guarda, finta, è già giù. È riuscita a tirare col gomito con una forza clamorosa. Sì, toncava, si direbbe in veronese. Toncava, è vero, nel senso che quindi ha veramente è fortissima, niente da dire. 9 Sis Roma, 3 CSS Verona, 3:39 da giocare, o forse qualcosa in più. Qualcosa in più, sì. Forse sarebbe meglio 3:39.
Le ragazze tra loro parlano comunque, quindi cercano di stare a galla il più possibile, sia fisicamente sia mentalmente, perché la partita è da mantenere almeno su questi livelli, altrimenti si rischia un'imbarcata pesante. Ripartiamo noi, forza Giorgia Peroni, Ale, Veronica Perna. Prendiamo fallo, bene così. Manca la canadese Logbo, l'abbiamo detto a Verona, ma a Roma manca Shai Fournier, Verissimo. collega nazionale di Chris Logbo. Ma se n'è andata, non c'è più. No, per motivi, Per motivi di pallanotistici certo, è quindi rientrata. gioca ancora. È rientrata. Ok. È stata, sì, è all'interno della rosa della SIS Roma. Ci sono stati Certo. molti cambiamenti con il gran gol qui di Roma. Ci sono stati molti cambiamenti per quanto riguarda le giocatrici canadesi, quindi magari alcune non sono più nei rispettivi club. 10° gol, doppia 10° cifra gol per SIS Roma. Partita che Giovanni un po' ci aspettavamo Sì, beh, di questo tenore. Era inevitabile. Io spero solamente che moralmente non sia una mazzata troppo pesante da assorbire, perché peserà. E quindi forza ragazze, rimaniamo concentrate, facciamo il possibile, perché comunque c'è una partita da terminare per il momento. Forza Adele. Scendiamo un po' di più, forza Giorgia. Mamma, palla che scivola, recuperata da Giulia Bartolini. Di nuovo palla Giulia, ci stanno tenendo a 7, Bartolini, 8, 9, 10 sbruzza, metri. Prandini prova a liberarsi su Espulsione a favore espulsione nostro. per Luna Di Claudio. Uomo in più per Verona, Esposito, Castagnini, Sbruzzi, che rischio. Forza Vittoria. Ancora Sbruzzi, 7 secondi, cerca Bartolini, cerca l'esperienza di Bartolini, 4 secondi, vediamo Castagnini, non può che andare a tirare su Sparano. Espulsione Eleonora immediata. Castagnini, classe 1999. Espulsione proprio per Eleonora, che dopo il tiro si è vista partire la giocatrice e l'ha trattenuta. Espulsione immediata. Time out. No. Pensavo che Capanna avesse chiamato time out. Uomo in Palla più, sotto. fallo, e si riparte. Esposito cerca una compagna, Prandini è molto veloce. Esposito, vediamo Giorgia, se vai si Giorgia, allarga vai un po' per Giorgia. cercare Prandini. Prandini che è da sola di fronte a Sparano, viene fermata e prende il rigore dunque su Giorgia Prandini per il fallo del giovane Luna Di Claudio. Giulia Bartolini ancora ai 5 metri contro Loredana Sparano. Vediamo se sceglie ancora l'angolo alla sinistra di Sparano o se cambierà la destinazione del tiro. Questa volta la cambia e Sparano La para. ci mette una pezza. Giusto. Sì, forse il rigore è tirato un po'. No. Gran parata di Sparano, che abbiamo già super conosciuto per grandi parate, quindi non ci stupisce poi tanto. Brava, peccato Giulia, fa niente. 2 minuti alla fine. 10 Bel tiro al Roma, volo. 3 CSS Bravi. Verona. Si riparte dalle mani di Nigro. Andiamo avanti, forza Vittoria, a nuotare. Sbruzzi, Bella palla al centro, forza Adele. Esposito prova a lottare come una leonessa sulla difesa di Tabani. Ancora Esposito che la cerca Carotenuto. Picozzi, Prandini sotto la marcatura Palla tenuta, dice. di Chiara Tori e della Chiappini. Niente da fare, si riparte, rilancio lunghissimo, Controfallo. fallo di nuovo. Elo Castagnini, di nuovo il pallone nelle sue mani, larghissima per Giulia Bartolini. Vediamo se va a cercare Sbruzzi o se va a entrare, prova a entrare di prepotenza con un tiro che non impensierisce però Loredana Sparano. 1 minuto, giro ultimo di lancette di questo terzo quarto. Rilancio lunghissimo
di Sparano. Capanna non si è fermato un attimo di incitare le ragazze, mentalità sicuramente vincente la loro, via che si riparte. Partita che comunque nei ritmi non accenna a mollare a calare, seppure non siano ritmi forsennati, però ritmi piuttosto alti mantenuti con costanza. Senza dubbio. Giulia ci prova. Splendida la finta di Bartolini, che peccato, si stampa sul palo e si conclude. Bella perché l'aveva messa bene, peccato. Avelia non ci regala un replay, ma bella palomba. Mi sa che Giulia è distrutta. Time out che sinceramente non cogliamo da chi sia stato chiamato, se era già iniziata l'azione d'attacco romana. Sì, sicuramente da Capanna, e secondo me una strigliatina gliela dà, perché si sono preso un paio di contropiedi un po' forse di disattenzione, quindi le vuole un attimo rimettere in sesto. 27 secondi, 31, ci siamo, dai. Abbiamo in acqua tutte le nostre giovani. Ci sarà tempo anche per Ilaria, secondo me, perché per Giorgia è stata una partita durissima. Giorgia adesso è fuori. Esce Prandini in questo momento. Quindi abbiamo Marchetti, credo, a centro boa. Adele, Giulia Carotenuto, Veronica. Che succede? Siamo a 4 gol. Sa di no. No, noi non ci facciamo spaventare da nulla, purtroppo siamo sul 10-3. Ripartono loro. Roma, Picozzi, Chiappini. Difendiamo bene, forza ragazze. 20 secondi hanno. Motta sotto la marcatura di Esposito. Certo, perché la palla ha toccato fuori. Brava Adele. Tienila lì, dai che la difendiamo bene. Motta, Sinigaglia. Addosso un po' di più Veronica, tira questa. Sinigaglia cerca dentro la compagna in boa. Giuditta Galardi espulsa. Ci sta. Espulsa Carotenuto. Solo 8 secondi, forza ragazze, difendiamo bene. Dai che manca poco, 2, 1, dai che suona, dai! Questa è una sfiga totale, ovviamente prendi gol sulla sirena. Perché Galardi, la sorte è avversa a volte. Calotta 3. La difendi e poi ti castiga. Di Galardi, castiga Nigro, 11° gol per Roma, 3, quota 3 quella di Verona, e si va così all'ultimo quarto di questa partita difficile per Verona, sul velluto quasi, sì, per Roma, che forse l'anno scorso aveva accelerato un po' di più, soprattutto in alcune frazioni di gioco, mostrandosi atleticamente molto preparata, sì, molto veloce, e soprattutto la caratteristica principale, quella della scaltrezza. Senza dubbio. La cosa che ci ha sorpreso di più l'anno scorso di Roma, che è quella che ci ha impressionato di più, è la velocità con cui ha messo KO la partita. Oggi tutto sommato fino al secondo tempo in partita ci siamo state con i nostri limiti, però lo so che è quello che hai detto tu, Alessandro, ma allora ragazzi, questa è la nostra telecronaca, noi siamo qui per divertirci, quindi sentirete io che dico una cosa, Alessandro che ne dice la stessa, ma la ribadiamo perché noi siamo così frizzanti, ci divertiamo, qui facciamo questa cosa qua perché ci divertiamo. Vediamo se riusciamo a fare questo ultimo tempo. Vediamo un po' chi entra delle nostre giocatrici. Marchetti, Bartolini, Carotenuto. Giulia si è fatta tutta la partita alla fine, quindi Borg, provatissima da questo match che ci ha visto super in difficoltà. Forza ragazze! Ultimo quarto di questa sesta giornata di campionato. Palla che sosta al centro della vasca e attende di essere messa in gioco dai due arbitri di questa giornata, Fusco e Brasiliano. Intanto diamo un aggiornamento sulle altre 4 partite di questa sesta giornata. Velanuoto Ancona Bogliasco 9-10, Rarinantes Florenzia Nuoto Calli Milano 13-14, Rapallo Pallanuoto Trieste 21-6, Plebiscito Padova e Chipo Orizzonte 9-10, e si avvia verso la conclusione l'ultimo quarto
tra CSS Verona e SIS Roma. Palla recuperata da Elena, brava, prima palla presa. Vai Marchetti, mamma mia, una gran rovesciata. Brava Mariam, 2 metri, impensierisce Sparano. Molto E Chiara bene. Tabani. E Chiara Tabani. Loredana Sparano è uscita peraltro, Giovanni. Perfetto. In questo momento Non entra veniamo Martina avvisati. Brandimarte. Giusto. Brava Dunque, Mariam, rifiata. sono molto contento. 8 Bel secondi movimento. ancora per Verona, sotto la marcatura di Chiara Tabani, niente Sì, o po' di meno. Ok. assolutamente, infatti hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché vai Elena, controfallo, peccato. Adesso ci sarà un po' da soffrire, non prendiamo contropiede, forza ragazze. Difendiamo, belle, attente, attenzione qui. Dai Mariam, dai Mariam. Ci siamo tornate. Buon giro palla di Roma, forza ragazze, rimaniamo belle attaccate. Giulia, attenzione perché loro da 3 sono temibili. Ancora Storai. Niente, la nel nostra tiro, difesa palo M gol. la dobbiamo abbandonare il prima possibile, perché per quanto possa essere temibile il loro centroboa, farle tirare così liberamente è gol quasi scritto, e quindi andiamo a rischiarci le espulsioni, ma così è un tiro al bersaglio. Forza ragazze, dai Mariam, spingi fino a 2 metri. Giulia caro tenuto, Adele Esposito, di nuovo Giulia. Forza, proviamo a fare un po' di movimento. Giulia Bartolini sarà provatissima. Dai Mariam di nuovo. Peccato, di nuovo prova la rovesciata. Non molla, brava Mariam, che non cade di gambe. Grande fiato questa ragazza, sono contentissimo, brava Mariam. Ripartono loro. Domitilla Piccozzi, attenzione dai Mariam sul braccio. Forza ragazze, di nuovo qui a Domitilla. Non si aspettava il passaggio. Palla al centro, va bene. Perfetta, niente da fare. Galardi è spaventosa lì davanti. Si gira perfettamente su Elena, il fallo c'era anche tutto, ma immarcabile, bravissima. Gran movimento, davvero centroboa. Ripartiamo noi. (13 Roma, 3 CSS Verona. Marchetti ha la palla in mano in questo momento. 6:20. Adele Esposito. Esposito ben marcato quest'oggi. Sì, senza dubbio. Beh, i grandi pericoli sono venuti da Giulia Bartolini e da Adele, ogni tanto anche Elena. Anche Veronica ci ha provato un po', però ci stanno marcando, guarda, ci stanno tirando su fino a 5-6 metri. Inattaccabile Roma oggi. Ci prova Giulia. Colpo preso da Avegno, involontario però. Serve forse un cambio per l'Avegno, che ha preso un colpo involontario in questo momento. Doppia deviazione. E ci danno un fallo contro corretto, perché qui non stava facendo nulla, è stata tenuta sotto clamorosamente Veronica, quindi fallo contro che ci sta tutto. Ripartiamo noi. Stanno scortando fuori la povera Avegno. la prova Avegno che chiede l'intervento del medico. Mentre manca 5:40 alla fine della partita. Non penso che ci sia stata volontarietà. No, lo si è visto. È stato brusco. Movimento brusco. Senza dubbio, però credo, insomma, in buona fede, tra virgolette. Nigro Bartolini. Vediamo Giulia cosa proverà a fare. Abbiamo un'immagine fissa. Ecco, ci siamo ripartiti. Veronica Perna. Mariam Marchetti sta muovendo molto bene Mariam. Stiamo attenti a lei. Bravissima Martina Brandimarte. Ancora una bella palomba della... Era quasi più bella questa, ma qua della Bartolini. Ma bravissima Brandimarte. L'ha battezzata veramente bene. Si è fatta aiutare un po' dalla traversa, sì, ma... era lì. l'ha portata a casa. Di nuovo azione d'attacco per Verona.
Roma che si è fatta un po' fallosa nell'ultimo quarto, anche senza gran senso tra virgolette, perché è in totale gestione della partita, quindi Esposito cerca un gran numero. Borg, peccato. Time out chiamato da Marco Capanna. Se volete facciamo presente l'indirizzo mail, se avete delle questioni da risolvere con Roma, hanno l'ufficio stampa. Se volete vi comunichiamo questo. Ci hanno dato un bellissimo guida al campionato che è stupendo. Francesca ci comunica qualcosa ma troppo piano. Francesca, abbiamo bisogno del tuo aiuto perché ti manderemo in zona mista alla conclusione di questa partita per le interviste. Chi pensi di andare a catturare delle ragazze del Verona? Pensavo di intervistare il capitano dopo questa partita, che può fare una valutazione lucida e inquadrare la partita nel percorso che la CSS sta facendo. Peraltro, Francesca, tu eri presente anche in quel di Trieste, dove è stata tutta un'altra partita. Assolutamente tutta un'altra partita, e in realtà la CSS ne è uscita veramente forte perché hanno vinto una partita veramente difficile su un campo difficile. Al di là del risultato, 2 gol nell'ultimo minuto che quindi non danno uno specchio reale della partita, ma è stato difficile, ma verso la fine abbiamo dimostrato di essere più forti. Grazie Franci, ripartiamo. Ultimi 4 minuti di gioco abbondanti alla fine di questa partita, l'ultima partita nel tabellino di questa sesta giornata. E anche l'ultima partita italiana in casa di quest'anno 2019, vorrei ricordarti Alessandro. Sì, perché il 16 di novembre le ragazze di Giovanni Zaccaria saranno alle 18:30 al comunale di Rapallo per Rapallo CSS, e poi il 23 di novembre tutti volo a Catania. Ma scusa un attimo, non mi hai fatto presente che abbiamo cambiato il portiere anche noi e abbiamo messo la nostra carissima Giorgia Gabusi. Certo, e ha fatto una gran parata che ha sparato sui 2 metri. Bravissima Giorgia, molto bene. Attenzione di nuovo. Va bene, qui ci aiutata. Va bene. Mamma mia, non riusciamo a uscire da questa azione d'attacco di Roma. Addosso ragazze. Dai, Giorgia Gabusi, crediamo assolutamente sì. Sicuramente una bella soddisfazione nonostante il risultato. Brava Giorgia di nuovo. Giorgia Gabusi, classe Giovanni Bresciana, classe 2003. Giorgia Gabusi. Brava Giorgia, ha fatto un'altra gran parata qui. Brava Giorgia, sono molto contento per te. 2 metri per Roma. Già 2 interventi fondamentali. 3:40. Che c'è? Arbitro che mette un po' d'ordine, probabilmente qualche contrasto non chiarissimo. Si riparte. I nostri talentini non si fermano i buttei del Verona nell'incitamento alla assolutamente squadra. No. Tabani ci prova da distantissimo, Chiara Tabani. 14° gol della SIS. Bisognerebbe murare la porta per evitare certi gol. Niente da fare qui. Ripartiamo, 14-3. Attenzione, qualcuno si lamenta. L'arbitro si lamentava perché Divina Nigro era rimasto in acqua dopo la sostituzione. In effetti non può farlo. La prega di uscire dall'acqua. Tutto bene, tutto rientrato. Crisi scongiurata. Ripartiamo. Quanto manca? 3:20. Giorgia Peroni, Giulia Bartolini. Forza ragazze, creiamo qualcosa. Muoviamoci un po'. Proviamo quello che per tutta la settimana si fa durante l'allenamento. Giocali Peroni cerca ancora la difesa molto aggressiva ma corretta di... Ci fanno presente un risultato leggerissimo che però viene già confutato da Alessandro. Chissà che risultati ci fa vedere la Francesca. Rapallo pallanuoto Trieste 21-6. 21-6. È finita la partita? Sì. Gran batosta per Trieste che non riesce ancora. Tiro che si
stampa sulla traversa, ancora azione d'attacco di Roma, 15 secondi. Vediamo se ancora una volta riuscirà ad opporsi la giovane Gabusi. Forza Giorgia. Si libera C'era, molto bene, molto che veloci. velocità, che visto? bel vedere È nel proprio gioco questo, di è Roma. proprio questa, la grande Giuditta verità. Galardi. Passaggi precisi, perfetti su questo centroboa. Certo, si poteva marcare un po' più aggressivamente, tra virgolette, però un gol magnifico. Ripartiamo noi. Poco più di 2 minuti. Giovanni. Che dire, Ale, purtroppo partita un po' scritta, anche se per conto mio c'è molto buono da prendere, non si dice così, c'è del buono da sottolineare da questa partita, di essere rimasti in partita con Roma. C'è sempre del buono C'è sempre da del buono, ritrovare e da ricercare innanzitutto e poi da ritrovare. Assolutamente Certamente. sì. Verona, andiamo un attimo a dare un occhio alla classifica. Certo. E Con la vittoria di Milano allora, con le diverse vittorie in partite comunque importanti nelle zone alta o bassa della classifica che fossero, Equipo Orizzonte 18, Plebiscito Padova e SIS Roma a questo punto che vanno a 15 punti, certo. Nuoto Calli Milano 12, Rapallo Pallanuoto CSS Verona 9, Florenzia 6, Bogliasco Bene 6, Trieste e Ancona ancora ferme a 0. 0 punti, effettivamente una partenza di Trieste Ancona veramente sottotono, tra virgolette, anche se io personalmente mi aspettavo perlomeno un Ancona più motivato. Dopo diversi anni che prova a salire in A1, quest'anno finalmente la soddisfazione meritata di esserci. Ancora deve ingranare, forse i ritmi, forse i tempi, può essere che ci voglia comunque tempo. Anche noi l'anno scorso abbiamo sofferto molto, poi abbiamo fatto il nostro per salvarci. Comunque c'è ancora tempo, il campionato è ancora lungo, quindi 1 minuto e mezzo, la partita invece è proprio corta, è sì, giunta siamo in praticamente fondo. alla conclusione. Sventolano comunque ancora le bandiere giallo-blu dei Butei della CSS Verona e Roma viaggia ancora a tutta birra con Tabani in questo momento. Continua a piacerci molto questo Roma, comunque è bellissima squadra. Tabani cerca Sinigaglia che cerca ancora una volta dentro. Palla sotto, questa Una tremenda Galardi fermata dalla corrispettiva 3 Bianco. Gioca agli Peroni, si porta a casa il rigore. Questo era rigore fino a un certo punto, nel senso che palla era trattenutissima. Mi dispiace, non ho visto, avevo il blocco. Capisco, Francesca, però intanto si perde, la metteremo in una situazione più idonea a seguire tutta la partita. Gioca agli Peroni, terzo fallo. Espulsione, va bene, ultimo minuto da fare con un altro difensore. Sinigaglia. Attenzione qui, zoomata. Contro Gabusi. Gabusi ce la mette tutta. Brava. Indovina. Ha indovinato esatto l'angolo, poi ovviamente il tiro era perfetto, quindi niente da fare. Giorgia la legge, tira sul braccio. L'ha letta molto bene. Sì, lo schizzo però era perfetto e l'ha messa sotto il set. Ultimo giro di lancette che deve finire assolutamente al più presto. Sì. Ti prego Giovanni per purtroppo porre fine. Un calvario un po', Guarda che aggressività anche l'ultimo minuto, non ha mollato niente le romani, niente. Del resto Esposito per loro è fondamentale rimanere cerca belle cariche. Sbruzzi. Bartolini ci prova, ma Brandi Marte blocca. 33 secondi. Passaggio lungo per Nardini. Marcata d'Esposito. Nardini cerca Sinigaglia, no, c'è Tabani. Attenzione perché può tirare da ovunque Tabani. Nardini. Tabani, ancora lei. Tabani ci prova, palla che esce sopra la testa della Gabusi e della sua porta. 15 secondi, ultima azione d'attacco che Verona può gestire così per tentare. No, e perde addirittura il pallone. Ci proverà probabilmente da distante, no, vediamo non penso, chi. Non penso, invece. Ci prova la Sinigaglia e prende la traversa e si conclude dunque così con il risultato di
17 per Sisso Roma e 3 per CSS Verona. Questa ultima partita nel cartello della sesta giornata del campionato di pallanuoto femminile, Serie A1. Andiamo a cercare, come si diceva poco fa, Giorgia Prandini. Intanto possiamo andare a lanciare la pubblicità.